Noi abbiamo più o meno l'accortezza di 200 persone, almeno nella Marca Trevigiana, che hanno ritirato i figli. Dati del Corvelva Veneto sui ritiri dei bambini Novax da asili e scuole dell'infanzia della Marca, dove l'associazione sta ricevendo centinaia di richieste d'aiuto, anche, dice il referente, il veronese Mattia Marchi, da genitori che vaccinerebbero i figli, ma che si stanno allarmando per la piega che in alcune scuole sta prendendo l'applicazione della legge. In una materna di Castelfranco, ieri, una madre ha addirittura chiamato i carabinieri dopo una lite con la dirigente. La madre, dopo aver litigato aver avuto un altargo con questa dirigente, ha chiamato anche i carabinieri perché non volevano darle il diniego, volevano solo che si allontanasse dalla scuola senza nessun titolo, così. E i carabinieri hanno riferito alla madre, con tanto di testimoni, che avevano direttive di non uscire per la questione vaccini. La situazione è veramente paradossale. Chi ritira i figli, chi invece si presenta a scuola con la diffida predisposta dallo stesso Corvelva, iniziative che non spaventano l'azienda sanitaria che ha già ricevuto quasi 800 prenotazioni di vaccinazioni straordinarie. Queste querele non hanno senso perché ovviamente c'è una legge, la 119 del 2017, noi la stiamo rispettando come ovviamente la sta rispettando la scuola e per cui credo che questo appiglio non esista. Benazzi rispedisce al mittente anche le accuse di violazione della legge sulla privacy. La legge della privacy è rispettata, tant'è che noi abbiamo degli elenchi nominativi e verranno messi chiaramente le iniziali del nome e cognome, la data di nascita del bambino, per cui questo non è riconoscibile, è riconoscibile solo da noi e poi dalla scuola. Questo problema è stato superato tranquillamente.